Presidente, allora oggi una bella vittoria contro una squadra molto organizzata che non perdeva da 5 giornate. Quali sono le tue impressioni? Sei soddisfatto? Sì, guarda, sono molto contento anche perché io l'avevo definita come una prova di maturità questa. Venire a Cogorno a vincere così, in questa maniera 3-0, dà veramente il segnale che la squadra c'è, che la squadra ci crede, che la squadra è solida e quindi siamo veramente contenti. Qual è l'obiettivo a questo punto del campionato? Ma noi non ci nascondiamo, noi siamo partiti per fare bene, abbiamo i giocatori per fare bene, siamo qua, cercheremo di rimanerci il più a lungo possibile, speriamo di rimanerci fino alla fine, ecco, ci mancherebbe. Oggi arriva questa sconfitta con il Marassi dopo 5 risultati utili consecutivi. Cosa non è andato oggi? Forse l'abbiamo approcciata un po' male, ma molto più probabilmente loro si sono dimostrati più squadra di noi, hanno meritato di portare a casa la vittoria. Probabilmente magari il risultato non è un po' troppo severo, però loro sono più squadra di noi. Noi avevamo qualche defezione importante soprattutto sul centro dell'attacco, perché comunque avevamo l'attacco migliore del campionato, ma ci mancavano i due attaccanti capocannonieri. Il terzo centravanti si è fatto male dopo 5 minuti e questo ci ha un po' destabilizzato, però nulla toglie ai meriti degli avversari.